Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le organizzazioni sindacali hanno raggiunto l'accordo sul tema del reclutamento e del precariato nella scuola. Verranno banditi 2 concorsi per la scuola secondaria fra straordinario e ordinario per quasi 50.000 posti, a cui si aggiungono i 17.000 del concorso ordinario per infanzia e primaria, per un totale di quasi 70.000 posti di lavoro nel settore scolastico. Soddisfazione per il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, che commenta: questo governo sta mostrando grande attenzione verso il comparto dell'istruzione. L'accordo ne è ulteriore riprova. Definiamo un percorso che ci consente di dare una risposta concreta al precariato giunto ormai a livelli esponenziali che rischiano di mettere in difficoltà il funzionamento del sistema, proprio perché negli ultimi anni sono mancati una seria programmazione ed interventi adeguati. Dopo l'approvazione del decreto sicurezza bis, il Ministero degli Interni ha annunciato che nel mese di luglio verrà chiuso il centro di accoglienza per profughi di Caramineo, a Catania. Nel centro in questo momento vivono 152 persone e l'anno scorso, quando si insediò il governo giallo-verde, vi erano presenti 2.526 individui, con un picco registrato il 4 luglio 2014 con 4.173 immigrati. Il Ministro degli Interni Salvini si è dichiarato molto soddisfatto di questa operazione, mostrando proprio sostegno a chi per anni aveva vissuto situazioni di disagio e criminalità vivendo nella zona del centro. Infatti, sempre il ministro ha voluto ricordare quando nel 2015 i 2 coniugi, Vincenzo Solano e Mercedes Ibañez, furono brutalmente uccisi da un immigrato ospite del centro catanese, rafforzando la piena vicinanza dello Stato alla famiglia e agli amici delle vittime nel ricordo di questa brutta tragedia. La campagna Offre l'Italia, lanciata a Roma in maggio, si diffonde in altre città italiane. L'iniziativa è stata lanciata dalla Federazione degli Ordini dei Medici per sensibilizzare gli italiani sul problema della carenza di medici, di medicina generale e specialisti e sulle soluzioni. Il presidente della federazione ha dichiarato saranno 14.000 i medici specializzati che mancheranno all'appello nei prossimi 15 anni. E come si legge dai manifesti, ogni anno 1.500 medici vanno a specializzarsi all'estero e non tornano, costando all'Italia oltre 225 milioni di euro. La campagna si muoverà su più fronti, oltre ai manifesti sarà diffusa tramite stampa e social media. L'arrivo del caldo fa crescere in modo esponenziale la vendita di frutta e verdura, con la Coldiretti che in 7 giorni stima un balzo del consumo del 20% rispetto alla settimana precedente. Il dato si basa sulle indicazioni dei mercati e degli agricoltori di Campagna Amica, in riferimento all'impatto sugli acquisti provocato dal forte innalzamento delle temperature, dopo un mese di maggio particolarmente freddo e piovoso. La Coldiretti sottolinea come col cambiamento del clima cambia anche la spesa, spingendo il consumatore a portare in tavola cibi freschi, genuini e dietetici, che dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine e mantengono in efficienza l'apparato intestinale.